Oggi prepariamo pizzette fritte e al forno. Facciamo sciogliere nell'acqua tiepida lievito di birra e un cucchiaino di miele. Mettiamo tutti gli ingredienti in una ciotola capiente e impastiamo per 8-10 minuti. Chiudiamo e lasciamo lievitare per almeno 2 ore. Poi passiamo su un piano da lavoro e con un po' di farina facciamo un piloncino. Tagliamo 11 pezzi da circa 75 grammi e facciamo delle palline. Le passiamo in una teglia con carta da forno, copriamo e lasciamo lievitare altre 2 ore. Le stendiamo e le friggiamo in abbondante olio ben caldo. Ottime anche al forno. Le mettiamo in una teglia con un po' d'olio e il sugo. Inforniamo a 200 gradi per circa 10 minuti. Le cacciamo, mettiamo mozzarella e olio e le facciamo cuocere per altri 10 minuti. Sono ottime mangiate così o farcite a piacere. Deliziose, dovete assolutamente provarle e farci sapere nei commenti se vi è piaciuta questa ricetta.